Amici telespettatori, buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione del TGP. Cominciamo subito con le notizie della serata. Allora, Trapani, buone notizie dall'alto. Finalmente è risolto il problema dell'acqua. Piove da 2 mesi. Bene. Sempre a Trapani, in un famoso bar del centro storico, la squadra antidroga arresta in fragranza di reato un drogato. Un certo Mimmo Fumato aveva messo lo zucchero di canna nel caffè. Arrestato a Mazzara del Vallo un commerciante titolare di un noto negozio di abbigliamento, sito proprio in centro della via Castelvetremo, con l'occhio. Dicesi colui il quale, che innocente si buttò: io ho solamente venduto jeans a straccio e spacciati. Già, succede anche questo. E sempre a Trapani è stata denunciata una donna perché aveva minacciato i professori del noto conservatorio di 30 piedi, pensate bene. Al suo interrogatorio in questura la donna ha dichiarato: mio figlio è 5 anni che suona al conservatorio, ma non li hanno mai aperto. Certo. In Italia c'è molta concorrenza. Pensate che alcuni supermercati, anzi quasi tutti, fanno prendi 3 e paghi 2. C'è però chi dice che invece di spendere soldi sempre alla stessa maniera consiglia un viaggio. Per lanciare questa alternativa, le ferrovie dello Stato offrono specialmente alle coppie di sposini: salite in 2, scendete in 3. Già, questa è anche una soluzione. Scoperto invece a Campobello di Mazzara un uomo che ha inventato il cappotto per tutte le stagioni. Pensate bene. Durante un'intervista l'uomo è stato convinto a dichiarare il suo segreto: quando fa caldo basta toglierlo. Interessante. Davvero una bella scoperta. Con questa crisi mondiale anche il mestiere più antico del mondo è a disagio. Una coraggiosa signora del Kaiserslautern ci ha confidato che siccome la fascia che consumava di più erano le persone di terza età e che, non facendosi convinta nemmeno lei, addirittura aveva cambiato la tariffa a suo danno: 42 euro tutta la notte. Uno dei clienti più assidui le rispose: se non abbassano il Viagra io non abbasso i pantaloni. Quanto costa? Marsala, capo ufficio condannato per molestie sessuali, aveva detto: signorina, voglio quel rapporto sulla mia scrivania per le 9. Al centro Alcolisti Anonimi di Pizzolungo è stato celebrato oggi il matrimonio di 2 giovani praticanti della comunità. Nonostante le chiacchiere e i disguidi della gente che sconsigliavano questa unione, la coppia non solo prosegue per lo sposalizio, ma aggiungono che tutti dovrebbero prendere il loro esempio. Pertanto si sono sposati Maria Racina e Peppe Vigna, un amore divino. Sì, proprio divino. E continuiamo. Mazzara del Vallo, è stato rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio. Durante un'escursione qui in Sicilia, un'associazione di vedove tedesche proveniente addirittura dalla Germania, atterrata all'aeroporto di Palermo, pensavano di passare un'indimenticabile vacanza. Invece sono rimaste deluse, perché il primo pullman che hanno preso li ha portate all'Isola delle Femmine, quindi non hanno visto. Castelvetrano, è stato arrestato dopo uno sconvolgente inseguimento il famoso pregiudicato Ercaccola, si pensa a causa di una soffiata.
Crisi. In Sicilia purtroppo la crisi la sentiamo di più, perché è come se fossimo l'ugno del piede dentro lo stivale. Pesa, anzi puzza. Comunque dove ti giri c'è acqua, praticamente siamo a mare. Un uomo che doveva dare 200.000 euro agli strozzini si nasconde dentro un pozzo di 100 metri, appendendosi con una cima. La moglie lo scopre e vedendolo calare, eroicamente lui dice: mettiti in salvo, che quando sistemo tutto ce ne andiamo via. La moglie, tramortita ma fiduciosa del marito, taglia la porta. Sì, succede anche questo. Tragedia al trapezio. Accade in un famoso circo italiano dove il trapezista, per una seguente lite, rifiuta di stringere la mano all'amico e questi muore. Una discussione. Precedenza che cosa avevano avuto. Sparito un equipe dei medici dall'ospedale Colombaia di Trapani. Essi effettuavano visite ed operazioni chirurgiche a pazienti sbaibaruttate, cioè ricostruzione dei menti. Quando hanno capito dopo 150 perquisizioni che nell'ambulatorio c'era una spia, si sono dileguati in massa. Non potevano fare altrimenti. Sì, altrimenti non potevano fare. Certo. Grande cerimonia invece gemellare ieri pomeriggio alla parrocchia di San Lorenzo a Trapani. Due sorelle trapanesi con tantissimo amore hanno preso in sposi due fratelli marsalesi. Il padre delle ragazze in un'intervista ha fatto la seguente dichiarazione: sono felice che le mie figlie hanno sposato due salumieri perché adesso ho due generi alimentari. Scontri tra due bande rivali al centro storico di Trapani. Anteprima hanno gridato occhio per occhio, dente per dente. Il risultato all'ospedale: 19 orbi e 12 sgangolati. Sì, purtroppo succede anche questo. Mentre a Mazzara del Vallo è stato arrestato dalla squadra narcotici un noto direttore di un grande supermercato nella periferia della città. L'uomo, arrestato per spaccio e uso di sostanze stupefacenti, ha fatto la seguente dichiarazione, e cioè che oltre a lui dovevano essere tratte in arresto anche le cassiere del supermercato, poiché sono risultate dalle analisi tutte tossicodipendenti. Vedete cosa succede per la crisi, vedete? Sì. Con questa crisi purtroppo si deve risparmiare anche morendo addirittura. Certo. Pensate che è stato celebrato in una chiesa di Castellammare Semu un triplice funerale, cioè 3 funerali nello stesso momento. All'uscita dalla chiesa però è stato rubato uno dei 3 carri funebri, addirittura con la salma dentro. Il ladro si è battuto in una corsa allucinante, pensate che faceva 280 km/h per la via della città. Dopo un'ora circa la polizia stradale è riuscita a bloccarlo. L'uomo che aveva rubato il carro funebre non era altro che il figlio della salma. Interrogato risponde: mio padre aveva lavorato 42 anni nelle ferrovie dello Stato. Le sue ultime volontà erano magari una volta arrivare puntuale. Sì, anche questo purtroppo succede. Marsala, una tabaccaia impazzita dalla crisi, esce fuori ed elargisce bocchini ai passanti. La crisi è sempre la crisi. Arrestato il sindaco di Formica perché ha dato asilo politico a 2000 immigrati nella propria isola, dando addirittura dei posti di lavoro subordinati. Gli abitanti si lamentano ed è scoppiata una rivolta. Guardate il film. Continuiamo. Marsala, marito muore assiderato, abbandonato dalla moglie, stufa. I carabinieri che giocano in borsa sono molto abbronzati, poiché i superiori hanno loro detto che per conoscere meglio le quotazioni in borsa devono prendere il sole 24 ore. E loro l'hanno preso. Tutto l'ufficio scottati.
Esatto. E sempre a Trapani una ragazza rumena violentata. La polizia ha in mano l'arma del delitto. Palermo, un signore 82enne prende una pillola di Viagra per la prima volta. La moglie, spaventata, chiama l'ambulanza. Alla domanda dei medici perché avesse chiamato l'ambulanza, lei rispose così: ho visto che non era quello suo. E adesso passiamo alle indagini statistiche. Da una recente indagine si dice che nonostante che la tecnologia agevola i single, e in particolar modo gli uomini, e ha inventato l'aspirapolvere, l'uomo preferisce sempre scopare. Tradizionalista. E la stagione praticamente quella preferita delle donne si dice che statisticamente il 99,9% sia l'inverno, perché è lungo e rigido. La maggior parte degli uomini, circa l'80%, pensa che dopo aver fatto l'amore, e sono naturalmente assolti nei loro pensieri, lui domanda a lei: cara, hai mai desiderato sapere cosa si prova ad essere un uomo? Lei naturalmente risponde: tesoro, no. E tu? Topolino è contento perché si fa le topoline, Paperino è contento perché si fa le paperine, Pippo è triste perché si fa le pippe. Facendosi le pippe. È triste. È triste, sì. Un'altra indagine statistica parla delle autostrade che si lamentano: bisogna investire di più. Sì. Torniamo naturalmente alle notizie della serata. Castelvetrano. Una donna obesa di 35 anni viene denunciata dalla polizia ferroviaria alla stazione di Castelvetrano. Stando alle dichiarazioni dei testimoni, la donna, mentre stava effettuando il controllo del peso in una bilancia pesa persona elettronica, è stata presa da un raptus improvviso, riducendo in piccoli pezzi la bilancia di cui lei aveva usufruito alcuni minuti prima. Alla domanda delle forze dell'ordine sul perché lei avesse fatto questo gesto, la donna rispose: mi aveva dato un bigliettino dove c'era scritto: si prega di pesarsi uno alla volta. Un'altra notizia allarmante, notizie di cronaca nera: è stato ucciso Ermollica, era proprio un pezzo di pane. Continuiamo con le notizie della serata. Allora, ultimissime da Rebibbia, Roma, hanno steso Erlenzuolo, aveva preso una brutta piega. Poi un vecchio di 80 anni si addormenta in un caffè, morto annegato. Un cinese rapito dai suoi connazionali, per la polizia è giallo. Mentre passiamo adesso alla cronaca nera, un vitello si è ucciso ieri sera perché ha scoperto di avere una madre vacca e un padre cornuto. Succede anche questo. Mazzara del Vallo. Arrestato ieri dalla squadra narcotici un drogato che si era nascosto in una lavatrice. Stava facendo il bucato. In un'intervista fatta a Polifemo hanno domandato al famoso gigante come mai avesse solo un occhio. Lui prontamente rispose: sono affari miei, non rompetemi la palla. Marsala.
Una signora settantenne chiama i carabinieri perché nell'appartamento davanti al suo c'è un uomo che gira nudo di fronte alla finestra. Arriva un appuntato dei carabinieri che ascolta i fatti e poi chiede di poter vedere da quale finestra la donna vede il dirimpettaio nudo. I due si dirigono verso la finestra e aspettano che l'uomo passeggi davanti a loro. Passano alcuni minuti ed eccolo davanti alla finestra. Il carabiniere rimane stupito perché non si vede niente al di sotto della vita del vicino. Si rivolge quindi verso la donna per avere spiegazioni, ma la vede che si arrampica su un grosso mobile dicendo: «Mi segua, è da qui che si vede tutto». Ultima notizia della serata: al bingo di Guarrato sono stati vinti, pensate bene, 4 milioni di euro. Perché tu mi hai detto di meno questa sera. Amici telespettatori, termina qui l'edizione del TGP della serata. Arrivederci. Passa bene. Oh yeah!